Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta con i nostri ospiti e parliamo dal punto di vista della ricerca del fenomeno dell'immigrazione, di tante persone che sono arrivate nel nostro paese, molte hanno trovato occupazione, anche alcuni una buona occupazione in tempi passati, ormai possiamo dire in ere passate, adesso stanno subendo i contraccolpi, gli effetti della mancanza di lavoro. Ma questi flussi come si muovono sul territorio, che tipo di ricchezza hanno prodotto, che cosa, insomma cerchiamo di analizzarli dal punto di vista scientifico, forti dell'attività di ricerca svolta da un istituto di ricerca che è nato nel 2003, diciamo così una branca, una costola della CGIA di Mestre e della Fondazione Leone Moressa. Abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Chiara Tronchin, ricercatrice della Fondazione, grazie di essere qui con noi, Buongiorno a tutti. e il dottor Enrico Di Pasquale, ricercatore, sempre Buongiorno. Fondazione Leone Moressa. Grazie di essere in nostra compagnia per aiutarci a fare questo percorso di conoscenza, perché tante volte si parla di pancia, si parla per quel che si vede, quel che si sente, quello che non piace, che dà fastidio, una cosa proprio vissuta così a livello di pelle, epidermico, però è molto importante secondo me analizzare e contestualizzare i dati, i fatti, alla luce di una realtà che è diversa, è innegabilmente diversa in ogni regione del nostro paese. Adesso è un momento un po' particolare, per cui credo che tutte le analisi che voi abbiate fatto in tempi passati, perché il 2003 erano ancora ere buone, Erano bei tempi. erano bei tempi e avevano indotto proprio questo tipo di questa attività della fondazione anche a fare ricerca come mai la piccola imprenditoria riusciva a crescere tanto, dava una forte occupazione, una spinta anche a venire nel nostro paese che era estremamente allettante proprio perché dava benessere a tante persone. È interessante anche analizzare il tracollo che poi c'è stato, impressionante, vedere chi ancora galleggia, come si muovono un po' queste domande, queste offerte. Da chi incominciamo? Cominciamo da lei, come un po' ci Sì, presenti un po' l'attività anche recente che avete svolto. sì, la Fondazione Leone Moressa si occupa appunto principalmente del tema dell'economia dell'immigrazione, quindi cercare di dare una dimensione scientifica e statistica su quello che è il fenomeno migratorio in Italia. Quindi appunto molto spesso si parla un po' in termini ideologici di immigrazione a favore o contro, ma si dimentica che l'immigrazione attualmente è una componente importante della nostra società, non solo dal punto di vista sociale e lavorativo, ma anche dal punto di vista economico. Quindi la nostra fondazione porta proprio avanti quello che è il valore economico dell'immigrazione attraverso studi, statistiche e la divulgazione attraverso gli organi di stampa e pubblicazioni. E attualmente, appunto, quando si parla di immigrazione ci si concentra su fatti che con l'immigrazione c'entrano poco, come ad esempio l'emergenza degli sbarchi, che è un'emergenza umanitaria sicuramente grave, ma che rappresenta in termini numerici una briciola di quello che è l'immigrazione. Basti pensare che gli sbarchi sulle nostre coste sono all'incirca 50.000 all'anno, mentre gli stranieri residenti regolarmente sono quasi 5 milioni. Quindi questo solo per dare un po' la dimensione del fenomeno. E di questi 5 milioni, quasi 2 milioni e mezzo sono gli occupati, sono i lavoratori stranieri che quindi contribuiscono anche in termini economici e contributivi alla... Quindi meno del 50%, quindi una percentuale che del Sì, 40% considerando sono comunque donne, occupati. bambini, Ah, anziani. quindi non ci sono, sì, non in tutte l'età lavorativa, quindi nuclei familiari, insomma. Sì, sì, quasi 5 milioni è appunto il numero completo di cittadini residenti. E sì, possiamo dire appunto che chiaramente al nord c'è la maggior presenza di cittadini stranieri, quindi chiaramente nelle regioni economicamente più ricche, anche se appunto con la crisi c'è stato un rallentamento, però comunque la situazione è stabile ormai da decenni. E il fenomeno dell'immigrazione in Italia dà segnali di sempre più stabile integrazione. E abbiamo alcuni dati appunto come il numero di acquisizioni di cittadinanza italiana che è in aumento o il numero di iscritti nelle scuole che sono in aumento e questi dati fanno pensare a una sempre maggiore integrazione
nella nostra società. L'integrazione che forse a livello politico non è stata ancora compresa a pieno. Ecco, perché secondo voi non è stata compresa a pieno? Beh, diciamo che il fenomeno immigratorio in Italia, pur essendoci da diversi anni, sicuramente adesso va contro una crisi economica che c'è nel Paese, quindi il tema centrale per tutti in questo periodo è il lavoro e anche l'immigrato che è qui da anni, che è regolare, che è occupato, magari in questo momento viene visto un po' come un antagonista. Tra l'altro come occupati sono 2,3 milioni gli occupati stranieri in Italia, circa il 10% degli occupati totali. Si tratta di una forza occupazionale giovane perché il 70% ha meno di 44 anni, e invece rispetto agli italiani in cui gli occupati con meno di 44 anni sono solo il 52%, beh, non sono pochi. E il tasso di occupazione degli immigrati è molto più elevato di quello degli italiani. Questo però per la struttura demografica dell'indicatore, perché il tasso di occupazione si rapporta alla popolazione, quindi in Italia vi è una maggior presenza di popolazione inattiva, quindi di anziani, di bambini, rispetto a quella negli stranieri, perché gli stranieri vengono in Italia prevalentemente per lavorare, quindi è ovvio. Poi se vogliamo vedere magari qualche slide che abbiamo preparato, tanto sul tema dell'occupazione, la numero 7 sulla crisi economica e lavoro, vediamo come la crisi sia abbattuta sugli italiani e sugli stranieri. Allora, da questi dati vediamo che rispetto al 2007 gli stranieri sono aumentati del 57%. Mentre gli occupati stranieri, mentre gli occupati italiani sono diminuiti dell'8%, quindi da questi primi due dati uno può dire che la crisi si è abbattuta di più negli italiani rispetto agli stranieri. Invece quello che bisogna guardare appunto per la diversa struttura demografica degli stranieri rispetto agli italiani è il tasso di occupazione, e vediamo che gli stranieri hanno perso 9 punti in percentuali di tasso di occupazione rispetto al 2007, nel 2013. Gli italiani solo, tra virgolette solo, 3 punti in percentuale. A resistere di più sono le donne, in realtà sia italiane che straniere, in particolare anzi le italiane. Questo perché sembrava il contrario, no? No, la crisi si è abbattuta nei settori a prevalenza maschile, quindi nell'edilizia e nell'industria. I servizi hanno retto, e anche poi c'è il fenomeno, sempre per gli italiani, sempre guardando gli italiani, delle donne che ritornano anche a lavorare a sostegno della mancanza del lavoro del partner. E infatti le donne straniere hanno perso circa 2 punti percentuali, mentre le italiane sono rimaste stabili, il tasso di occupazione delle donne italiane. Gli stranieri maschi hanno perso 15 punti in percentuale di tasso di occupazione, tantissimo, perché erano principalmente occupati nell'edilizia. Edilizia che ha avuto la crisi, e quindi il primo passaggio è stato quello di... Il tracollo che c'è stato. Esattamente. E anche comunque gli uomini italiani hanno perso circa 5 punti, quindi... Ecco, le donne che hanno mantenuto, chiedo adesso ad entrambi perché penso che avete competenze che vi ripartite, in quali settori, quali sono stati i settori precipui? Quindi di una certa qualifica professionale oppure no? I settori che hanno tenuto, cioè il settore dei servizi, quindi tutto quel che riguarda servizi alla persona. Per quel che riguarda, esatto, per quel che riguarda gli stranieri, ovviamente i servizi di cura, sia qualificati che non qualificati, poi i servizi di pulizia. Infatti abbiamo fatto, attraverso l'analisi di dati dell'RCFL, una specie di graduatoria di quali sono le professioni che ancora resistono alla crisi degli stranieri e di quelle invece che hanno risentito in misura maggiore del calo. Questo siamo riusciti a farlo sempre aggregando un po' di professioni, perché l'Istat ha cambiato nomenclatura nel 2011. Allora, se vediamo la slide 9, chi resiste alla crisi, vediamo che le professioni che resistono sono le professioni qualificate nei servizi alle persone, quindi dagli addetti all'assistenza personale agli acconciatori. Le persone non qualificate nei servizi di pulizia e turistici, il collaboratore domestico, il personale ausiliario di magazzino
e il personale non qualificato nell'agricoltura, quindi i braccianti personali. Queste sono le professioni che rispetto al 2007 hanno continuato a crescere. Ma sono in regola oppure voi avete... No, questi sono tutti occupati in regola, quindi il dati ufficiali dell'Istat. Okay. Quindi il sommerso non emerge praticamente. Il sommerso non emerge, però sì, dai dati ufficiali, anche da quello che vediamo, chi chiude magari sono le imprese, l'industria, che può avere dei problemi quantomeno di ridimensionamento del personale, o le imprese edili che hanno perso lavoratori, però i servizi alle persone, la richiesta di badanti, la richiesta di collaboratori in qualche maniera continua ad esserci. Infatti vediamo nella slide successiva che chi abbiamo registrato che ha perso posizioni, quindi occupazioni, sono il personale non qualificato nelle costruzioni, il personale qualificato nelle costruzioni, quindi tutti gli edili, personale amministrativo, cassieri e personale di segreteria. Questi un po'... Sempre per gli stranieri, ricordiamo. Sempre questo per gli stranieri, sì. Sì, c'è da sottolineare che italiani e stranieri non fanno gli stessi lavori. I lavori degli stranieri sono meno qualificati, mentre i lavori degli italiani sono più qualificati, quindi anche hanno risentito per questo in misura diversa della crisi economica. Andiamo a analizzare anche in che proporzione si è risentito, perché qua c'è un po' il nodo cruciale, perché tanti dicono perché gli stranieri sostanzialmente hanno portato via il posto agli italiani, però poi di fatto, dati alla mano, che emerge che relativamente ci sono proprio occupazioni che l'italiano non avrebbe voluto fare. Adesso non so se adesso accetterebbe o se vi risulta qualche dato diverso. Ma adesso, sicuramente questo è non solo un luogo comune, ma è anche un dato di fatto, cioè il fatto che gli stranieri appunto sono disponibili a svolgere professioni che gli italiani non sono disposti a svolgere. Anche se con la crisi economica sono aumentati anche gli italiani che si affacciano a queste professioni che fino a pochi anni fa erano esclusivamente appannaggio degli stranieri. Un dato significativo è quello delle badanti, delle collaboratrici o collaboratori familiari, che negli ultimi anni sta diventando anche una professione ricercata anche dagli italiani, e questo chiaramente per necessità economica. C'è da dire che comunque rimane una certa, la chiamiamo segregazione, insomma una certa divisione nelle professioni degli stranieri, per cui è più difficile che gli stranieri accedano a professioni più qualificate, e questo è un problema strutturale del nostro paese, cioè l'incapacità di attirare e acquisire lavoratori qualificati, come invece è successo e succede in Francia, per esempio, all'estero, anche negli Stati Uniti, dove molte imprese anche all'avanguardia nel settore ad esempio della tecnologia sono state proprio avviate da cittadini immigrati. Pensiamo alla componente asiatica nella Silicon Valley. Certo, e sì. Appunto ci fa pensare a però lì uscivano già, molti venivano da una realtà già laureati, insomma, emigravano dal proprio paese, cioè Bangalore è un po'... Appunto la difficoltà del nostro paese è quella di attrarre cittadini, di alto livello, di grosso lavoratori qualificati di alto livello, e questa è una difficoltà strutturale che non siamo riusciti a superare negli anni, non siamo riusciti a superare, e che quindi contribuisce appunto a questa situazione di manodopera poco qualificata nel nostro paese. Ecco, questo secondo me è un aspetto anche molto interessante, perché se ne parla poco effettivamente, però di fatto è un problema di immagine anche del nostro paese, di appetibilità. Si parla che il nostro paese non è attrattore di investimenti stranieri, non nel senso di acquisizioni, però non è neanche attrattore di cervelli, anzi abbiamo la fuga dei cervelli, dei nostri cervelli giovani, più o meno giovani, e non abbiamo l'arrivo di cervelli stranieri, salvo poche eccezioni, insomma. E questo secondo me è penalizzante. C'è un attimo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Pavanello Belluno. Buongiorno dottoressa Elena, complimenti alla sua trasmissione. Grazie, prego, dica tutto. Oggi mi trovavo in Padova e proprio così sto guardando la vostra trasmissione, ma proprio stamattina parlavo con dei ragazzi che mi dicevano: io sono laureato, sono stato a vedere anche su dei posti per fare un qualsiasi lavoro in fabbrica, anche lavori che non richiedono specializzazione.
e poi dicono: capisci che il datore di lavoro è furbo, preferisce magari assumere uno straniero, un extracomunitario che non sia cittadino italiano, dove può, in cambio del favore del permesso di soggiorno, dargli uno stipendio diverso o regolare comunque la paga in maniera diversa, e ti dicono: no, lei è laureato, non può fare questo lavoro. Io ci credo a questi ragazzi. Sì. Sono convinto che dietro a questo fatto qua si nasconde la furbizia dei nostri industriali italiani. Non sono convinto che gli italiani non vogliono fare quel lavoro. Sono convinto che il datore di lavoro, che gli ha data la possibilità di assumere chi vuole e quindi di cambiare anche le regole del gioco del nostro paese, da una parte vota un partito che è contro gli stranieri e dall'altra parte invece è il primo ad assumerli e a dire che gli italiani non vogliono fare il lavoro. Ecco, questo è quello che volevo dire. Grazie. Grazie molte. Ringraziamo il nostro telespettatore, ha incarnato un po' quella che è la questione effettivamente. Che cosa vi risulta? Perché poi voi, tra l'altro, essendo una fondazione che si muove autonomamente, però è innegabile che nascete dal territorio, dalla CGIA di Mestre, quindi dalle piccole e medie imprese, conoscete questa realtà, perché è stato, diciamo, il punto di forza di tantissime imprese, cioè avere della manodopera a basso costo, è innegabile questo. Quando tu uno straniero sai che lo puoi pagare veramente, lo potevi anche, adesso non so, in questo momento probabilmente è lo stesso, ma comunque meno, una volta addirittura la metà, si arriva di parlare della metà, comunque molto meno di un connazionale, e poi tra la scelta di portarti in azienda un laureato italiano che magari forse ti può creare dei problemi e uno straniero che magari problemi non te ne creerà e che si accontenta e la scelta viene da sé. Quindi anche una colpa da dire dell'imprenditoria che adesso magari... in base alle analisi che avete fatto. Diciamo che dalle Quindi analisi rispondendo al telespettatore. è sicuramente vero che uno straniero è più disponibile ad accettare uno stipendio più basso, ma perché... Come anche gli italiani che vanno all'estero sono più disponibili. Esattamente, come anche gli italiani, perché quindi ha bisogno del permesso di soggiorno per rimanere in Italia, quindi per essere legale, quindi è ovvio che è più propenso a scendere a compromessi, quindi ad accettare stipendi più bassi. E poi la realtà imprenditoriale ha diverse sfaccettature, adesso non sta a noi entrare in merito. Onestamente non conosciamo realtà così negative nel nostro piccolo. Quindi c'è un concorso in certo qual modo anche di colpa, insomma, da un lato questo, dall'altro la poca predisposizione che c'è stata fino a ieri di molti giovani di adattarsi, magari adesso sono più disponibili. Sì, io direi che non si può fare una colpa o dell'imprenditoria o dei lavoratori, è sicuramente il sistema Italia che in questo momento, insomma, in questi anni, ha favorito questa situazione in cui appunto gli stranieri, e lo dicono i dati sulle retribuzioni, sono disposti a svolgere professioni meno qualificate e molto spesso meno qualificate rispetto al titolo di studio di cui sono in possesso. Questo fenomeno del sottoinquadramento riguarda addirittura circa il 40% dei lavoratori stranieri, mentre circa il 20% dei lavoratori italiani, quindi è vero il fatto che gli stranieri accettano professioni poco qualificate, ed è un problema strutturale, anche culturale direi, nel senso che ormai l'opinione pubblica dà quasi per scontato che un cittadino straniero possa fare la badante, possa fare l'operaio, ma non sia in grado ad esempio di fare il medico o l'insegnante, cosa che invece in altri paesi è ormai largamente assodata. Certo. Anche perché, se mi posso permettere, noi tendiamo a dimenticarci delle seconde generazioni, cioè degli stranieri che ormai sono nati in Italia, che quindi alla fine se seguono un tipo di studio particolare, se sono preparati, possono portare un apporto economico favorevole anche all'Italia. È questione appunto di dare una possibilità anche alle seconde generazioni. Però anche dall'osservazione che ha fatto il nostro telespettatore, se le nostre
generazioni, non seconde. In questo momento giovani. È difficile dare una possibilità purtroppo anche alle nostre anche le nostre non riescono a trovarle, sì, sono questo costrette ad andare via. Innegabile. È ovvio che non c'è neanche posto per chi di seconda Sì, generazione questo magari. è innegabile, però l'Italia è anche un paese vecchio a livello demografico e quindi non è un caso che il 15% dei nuovi nati siano in realtà stranieri. Anzi, adesso addirittura c'è una segnalazione di una diminuzione rilevante di nuovi nati stranieri, perché le madri si stanno adeguando al trend italiano, per forza di cose è un paese che costa, per cui è ovvio che facciano anche loro i loro conti. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo con voi.